Buongiorno a tutti, eccoci qua in una nuova puntata di Arte, Cultura e, sempre qua su Veneto Globe. Oggi continuiamo a parlare dell'arte locale e quindi abbiamo come ospite un artista, lo conoscerete, anzi lo conoscete forse, non so se lo conoscete già, ma ha la sua fama anche se gli piace stare un po' nell'anonimato, nell'ombra come si dice. Però parleremo con lui e lo scoprirete subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati, adesso io vi presento il mio ospite. Qui con noi oggi abbiamo Giampaolo Barazza. Esattamente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere venuto qua con noi. Mancherebbe, siamo qua. Questa è una trasmissione che diciamo, ci dedichiamo un po' all'arte, alla cultura, allo sport, allo spettacolo, specie del territorio locale, non solo, ma anche per mostrare quindi alle persone che ci seguono delle realtà magari poco conosciute o anche degli artisti, degli scrittori, dei musicisti che possono anche con il loro contributo comunque dare anche un messaggio positivo e di supporto anche alle persone che magari passano dei momenti un po' così. E tu mi sembri una persona di spirito, di carisma, quindi una persona adatta a noi e alle persone che ci stanno guardando da casa. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Allora tu sei qua di Conegliano? Sì, certamente. Da quanto è cominciata la tua passione per la pittura? Io vengo già da una famiglia, mio papà era già un pittore e quindi da piccolo sono nato nell'ambiente, ho sentito i colori, i profumi, sono uscito in plein air con gli artisti coneglianesi di un'altra generazione già da piccolo e quindi poi ho continuato in questa strada. La tua pittura è più, diciamo, impulsiva, razionale, come la consideri del tuo io, forse del tuo essere, della tua esperienza? Diciamo che non ho una linea ben precisa, nel senso che non sono un artista che fa certe cose, le ripete e fa sempre le stesse cose perché quella è la sua strada. Posso variare molto, diciamo che definisco la mia pittura piuttosto fantastica, anche meravigliosa, ma non perché è bellissima, ma perché fa parte di questa vita meravigliosa, perché io dico sempre che è una vita meravigliosa. È bello così, ragazzi, la vita è meravigliosa. E quindi dico che anche la mia pittura è meravigliosa. È bello questo qua, è un bel concetto. Certamente. Sì. Tu ti definisci artista totale, sì. Artista in crescita, artista... Un artista vissuto, un artista con varie sfaccettature? Un artista. Un artista in No, generale. credo che sia una condizione che hai. Certo. Essere un artista è una cosa che non hai scelto di fare o qualcuno magari lo ha scelto nel tempo, o lo ha riscoperto o lo ha scoperto nel tempo. Per me è una cosa che è una condizione che ho in tutto quello che faccio, in tutte le mie piccole cose, comunque le vivo da artista e quindi è un concetto più ampio. È un concetto più ampio, sì. Fa parte della mia vita, quindi non mi definisco artista perché dipingo, credo che sia una condizione che tu hai. È un bel concetto anche per le persone che ci stanno guardando, questa idea di artista, perché molto spesso è un po' confusa, un po' qualcuno la utilizza in varie... Ma credo che non dipenda da quanto fai o da cosa fai, Certo. o a che livelli sei arrivato, in che situazione sei, diciamo, a livello artistico. Io parlo della pittura, ma potrebbe essere anche altro. Credo che uno potrebbe anche non fare più niente, nel senso non dipingere più, no? Però questo non vuol dire che non sia un artista.
Sì, esatto, è la nostra... Scusami se ti No, no, interrompo. continua, Tante continua. volte le persone hanno bisogno di un riconoscimento per essere un artista o per essere un'altra cosa. E quindi se tu nel mondo non sei riconosciuto in una certa maniera, sembra che uno non sia un artista perché magari non è arrivato a certi livelli, non ha fatto certe cose, ma per me non funziona così. Certo, no, io ho sempre pensato comunque la condizione dell'artista sia, a parte una condizione innata che abbiamo, ma un qualcosa che ci viene anche dato dall'esterno, da quello che noi trasmettiamo con la nostra pittura, con la nostra scrittura, con la nostra dote, diciamo, perché essere artisti è una dote, a questo punto. Sì. Si può definire dote. Credo che poi l'artista dia alle persone quello di cui certe persone hanno bisogno. È una forma di, non dico di aiuto, ma di condividere un'immagine o una musica o quello che è con i bisogni della gente, tra parentesi, comune, che magari non fa una vita artistica o che fa altre cose, e quindi si ritrova in questo mondo un po' strano, un po' fatato degli artisti e ha bisogno anche di questo. Eh beh, sì, sono un aiuto per molte persone, ma anche per certi artisti stessi, perché io ho conosciuto degli artisti che frequentavano delle mostre perché avevano perso la loro ispirazione e avevano passato un periodo di depressione che non riuscivano più neanche a prendere in mano un pennello e frequentando dei posti a un certo punto qualcosa in loro è riscattato, proprio quella voglia di rimettersi in moto, di rimettersi in gioco. Poi più vivi nell'ambiente, più sei stimolato, chiaramente. Certo. Tu hai avuto varie conoscenze con bravi artisti qua nella zona, Sì, conosciuti? sì. Sì, quindi... Poi anche, i tempi, anche quando ero più ragazzino, ti dico, a casa mia era frequentata dagli artisti locali, chiaramente paesaggisti, però era un mondo molto bello questo. Certo. Sì. Ti dico, io non sono mai andato a vedere una partita di calcio, quindi, perché la domenica uscivo con i pittori. Una Quindi ho passione, una vissuto cosa in questo innata ambiente tua. molto particolare, molto bello. Poi questa cosa non condiziona, ma comunque diventa una tua filosofia di vita come Sì, un tuo stile di vita. fa parte Un tuo stile di della vita, tua vita, sì. chiaramente. È bello perché comunque è sempre una cosa che serve alla crescita interiore, secondo me. Anche quando stai vicino con gli artisti, anch'io quando visito le mostre, quando conosco, anche parlare con te, poi ti do del tu, Sì, bene. per me è un arricchimento personale perché quindi è bello anche che le persone possano assistere e condividere questo perché serve anche per noi stessi, per fare un po' di introspezione, anche il confronto con persone Chiaramente di regola, però non è detto, l'artista ha una certa sensibilità e quindi questo porta a volte a avere dei rapporti personali molto particolari, molto forti, sia nel bene che nel male, chiaramente. Concordo. Perché poi l'artista vive di emozioni, vive di situazioni molto particolari, quindi a volte non hai il limite di dire faccio bene o faccio male, faccio Sì, sì, e basta. non pensi tanto a cosa possono dirti gli altri. Quello che dovrebbe essere forse giusto, non tanto basarci su cosa gli altri pensano, ma riuscire a comunque a rimanere noi stessi sempre, Sì, in ogni situazione, senza aver Sì, paura di... l'artista viene visto un po' come questa figura che è un po' libera Sì, da certi schemi, da certi comportamenti, poi chiaramente bisogna convivere con la esatto. realtà perché Sì. non è un sogno, No, chiaramente. però riuscire a mantenere questa nostra, come si può dire, linfa, e comunque, perché la chiamo linfa, questa nostra natura, questa nostra... indipendentemente dalle cose che ci accadono nella vita, perché non è semplice, anche lì, quindi riuscire a mantenere comunque Infatti questa... la storia racconta storie di artisti non Esatto. così semplici, vite non così facili, chiaramente. Però è importante, proprio io anche quando li osservo anche le pitture, perché capisci molto della persona attraverso anche la sua pittura, anche quello che scrive, come se fosse uno scrittore, anche Sì, un cantante, chiaro. la sua sensibilità, perché è sempre un modo di esprimersi. Molto spesso io dico quello che non riusciamo a dirlo a parole lo diciamo
attraverso una pittura, Certo, attraverso una poesia, una musica, Esatto. o tendenzialmente io cerco di fare cose positive, carine, che trasmettono una certa tranquillità. Non sono un artista che trasmette o il dolore o le cose tragiche. Certo. Magari quelle ce le ho, Sì. perché ce le abbiamo tutti, però nella mia pittura tendo a manifestare una tranquillità di vita, dei colori E quindi simpatici, allegri, una vita meravigliosa, come una vita dico io. meravigliosa, ciò che trasmetti è la positività, quindi nelle Certo, persone è certo, molto certo, bello sì. questo, perché forse adesso come adesso ne abbiamo bisogno tutti, Beh, perché se direi di sì. parliamo di positività al giorno d'oggi non è Sì, ma massimo, noi perché noi la usiamo lo stesso la E a parola. proposito, in quel periodo che abbiamo vissuto gli ultimi 2 anni qua con il Covid, durante il lockdown, come hai Sì. vissuto questo periodo tu? Bah, diciamo che artisticamente non mi è servito, non mi ha colpito, non ho fatto quasi niente praticamente, mentre so di tanti artisti che ritrovandosi in una situazione così anche di chiusura hanno anche lavorato molto, hanno fatto cose nuove, io sinceramente non ho fatto quasi niente, ho fatto altro. Beh, vabbè, è stato... Sì, però l'ho vissuto bene, come si possono vivere le cose che ti capitano, perché la vita è questo, cioè non è che uno dopo si deve Esatto. creare una situazione tragica, perché chiaramente poi dipende cosa ti capita. Però questa cosa che era un po', diciamo, per tutti, era mondiale, quindi non è una cosa personale che ti colpisce a Sì, livello sì. familiare o a livello era una cosa che faceva parte di un periodo storico. Doveva Esatto. andare così, è andata così. È andata così e poi ognuno nel proprio mondo interiore. Esatto, poi ognuno la vive come... Esatto, sì. E come tecniche, esempio nella tua pittura o comunque in quello che fai, qual è quello che preferisci meglio? Oddio, io amo tanto l'acquerello. Uso un po' tutte le tecniche, ho dipinto su seta, ho dipinto su vetro un po' un periodo, la tela, l'acrilico, l'olio lo lascio un po' da parte perché io sono più immediato, più veloce, più essenziale, quindi non mi piace lavorarci tanto, o escono o non escono. Io per esempio uso molto l'acrilico, anch'io. Acrilico oppure smalto, faccio tante Però prove anche. l'acquarello lo uso in maniera, non dico astratta, ma quasi, non faccio l'acquarello classico, curato, lo uso in maniera molto emozionale, cioè rappresento il Certo, momento quasi, non dico astratto, ma quasi, insomma. quasi un... quasi sfumato. Sì, però, L'acquarello comunque è molto bello come sì, tecnica perché crea dei dipinti, secondo me, che fanno molto, cioè riflettere perché però hanno sì, quella, come si può dire, non leggerezza, ma un quasi po' di... sì, spontaneità, sì. quasi basta soltanto quasi accarezzare il foglio e già Infatti, ottieni, perché i colori normalmente sono molto tenui, sono sì, molto delicati e è molto e bello. la resa è molto A me bella. piace Sì. molto, è proprio una tecnica molto particolare. E infatti non tutti però amano o riescono a utilizzarla questa tecnica. So che molti non hanno quella, evidentemente dipende anche Sì. dalla natura della persona, può essere più o meno iperattiva, più o Oddio, non è meno... una tecnica No, facile, se la usi in maniera classica richiede una certa preparazione. Io la uso un po' così, quindi alla sì, mia maniera. beh, ti ho visto abbastanza, come si dice, improvvisare. Sì, Molto improvviso improvvisato, molto. poi vuoi fare l'acquarello con il vino, poi un po' Facciamo anche improvvisato. quello. Se Questo c'è mi un po' di piace, vino, diciamo tu se non non è c'è altro. che stai lì tanto No, a... no, 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 no. Questo è molto bello perché proprio in quel momento che tu hai voglia, crei con qualsiasi cosa che hai e Sì, quindi sì, sì, senza tanto non pensarci. mi servono tante cose, Ma poi dipende il momento, la certo. serata, quello vuol Sì. dire tanto. Quindi se volete vederlo può succedere che ogni tanto in un bar da qualche Qualche parte, in osteria, qualche osteria, lo come trovate facciamo a noi. disegnare là nel suo angolino, Sì, sì, magari può fare succedere, può succedere, qualche schizzo di colore, può succedere. in 2 secondi vi crea qualcosa così. Di E simpatico. credo che questo sia una delle essenze dell'artista maggiore che riesca a fare, buttare giù così in qualsiasi situazione un qualcosa che può Sì, trasmettere sì, sì. un'emozione, creare qualcosa e è bello perché è la tua natura.
Quindi non sei, cioè, non sei circondato da un qualcosa che ti dice di farlo, non hai come si può dire, non so, dei paletti, delle cose, sei tu No, che no, sei no, tu con te stesso che senti la voglia di farlo. Sì, Ed è la poi cosa- anche se lo la devo cosa bella. fare fuori, davanti alle persone, cioè non è un problema per me. È come uno che va a suonare su un palco, Esatto. per me è la stessa cosa. Cioè non mi pongo, tanti artisti magari preferiscono lavorare in studio, lavorare magari fuori, sono più anche amici di mio papà o amici miei, sono molto più riservati sulla pittura, non Certo. amano farsi vedere quando dipingono. Cioè, a me piace, anzi. Piace condividere questa cosa, è Esatto. molto bella, è la tua essenza proprio che Esatto. esce, quindi non hai niente di, come si dire, né No. da nascondere né di No. costruito, No, né no. quello che Quello è, è, quello quello è, questa è la cosa bella, Quello è. perché oggi, siamo un po' tutti abituati, facciamo molta fatica a capire la differenza tra quello che è e quello che non è, Oddio, quello che appare e quello che non appare. è un periodo, Ah sì, è tutto molto effimero, Esatto. più dell'arte ancora. Cioè quello che vediamo o che ci fanno vedere è più effimero dell'arte ancora, perché non si riesce più a capire esatto. qual è la realtà, cos'è finto, cos'è vero, cos'è... E a volte forse è meglio circondarci di arte. Sì, A l'arte volte è un po' effimera chiaramente, però poi è visibile, no? Esatto. In una certa maniera, o è ascoltabile o è visibile. Esatto. E quindi Può essere interpretabile? Sì, sì, quello sì. Quello sicuro, però quello Però- è quello che è, e poi è qualcosa di diverso da tutto ciò che è negativo attorno. Esatto. L'arte, diciamo, un Esatto. po' tende a positivizzare il negativo, Esatto. Sì, il mio sì, sì, concetto, sì, quello sì, che sì, sì, penso. sì, sì. Quindi è una cosa bella, insomma. Io Certo. ormai sono quasi in chiusura. Guarda, Bene. c'è un foglio, che dici di farmi... Che ti faccio? un così... Guarda, cosa ti io può ho il mio venire in mente? pennarello turchese, Basta, che è io un allora colore non che parlo amo. più. Bene, beh, il E turchese è un colore quindi molto... potrei farti qualcosa, però adesso al momento non mi viene... io amo fare le paperelle. Sì? Sì, mi piacciono molto le Ti piace paperelle. la paperella? Mi fai una paperella? Ti faccio una Mi paperella. fai una paperella? Guarda, la Fai faccio una proprio paperella. per te. Ragazzi, guardate la paperella. Dopo andiamo in pubblicità, ma prima guardiamo la paperella. In 2 secondi crea una paperella fantastica, che io poi la porterò nella galleria Artiglio. Bravissimo, cioè ragazzi, guardate qua. Guardate, riuscite a vedere? Riuscite a vedere? Non Riuscite a si vedere? vede tanto. Si vede. Vabbè. Beh, l'importante è che lo vedo io. Grazie mille. Niente. Adesso mandiamo un attimo la pubblicità, poi È stato un ragazzi. piacere. Eccoci tornati, allora io ringrazierei di cuore Giampaolo Grazie per a voi. essere stato qua Grazie con a te. noi, per aver raccontato la tua esperienza, il tuo bagaglio culturale, perché comunque un po' di quello che fai. Un po'. E spero che anche a casa abbiano gradito, anzi è stato comunque sempre un momento culturale interessante e un momento in cui abbiamo bloccato le persone in qualcosa di positivo e di diverso da quello che abbiamo attorno. Quindi ti ringrazio e ci Grazie a vediamo te, presto. grazie a voi. Buona serata. A voi, arrivederci, grazie a Grazie. tutti.